Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi andiamo a chiudere le Olimpiadi di Tokyo 2020 con i 100 metri uomini e donne, ciclismo 200 lanciati uomini, donne, scratch uomini e donne, corsa a punti uomini e donne, sprint uomini e donne e dopo chiudiamo con le batterie. 200 misti, 400 misti, 4% misti e 400 stile libero. Ok, cominciamo con la corsa a punti. Allora, volate 4 finale. Ok. Perfetto, qua facciamo una cosa, però mi serve la foto anche che non me li ricordo tutte le nazioni. E si parte ragazzi, andiamo a chiudere queste Olimpiadi che comunque sono incredibili. Siamo veramente lì. Corsa a punti, vai. Vediamo che minchia combiniamo. Ok. E si parte ragazzi. Giornata finale. E calma Kume, calma. Capisco perché a volte posso cambiare, a volte... Ah, forse devo cambiare il velodromo, non mi ricordo. Però a volte ho problemi. E mo vediamo cosa riusciamo a fare. Tra poco inizia la prima volata. Mancano 380 metri alla prima volata. Cominciano a spingere un po' tutti. Il Kume si trova impreparato. Qua ricordiamoci che ogni... Cioè, adesso le medaglie sono pesanti, raga, niente, purtroppo fuori dai punti. Fuori dai punti. Probabilmente la Polonia ha preso i primi 5 punti. Ok, cioè, in realtà ok è un cazzo, però va bene. Dobbiamo recuperare le forze, abbiamo sprecato tante energie, siamo... Mamma mia. No, non siamo partiti bene, raga. Non siamo minimamente partiti bene. Partire con 1-0 non è mai positivo. Con calma, Kume, con calma. Relax, Kume, relax. Ok, mancano 300 metri praticamente alla seconda volata. Prova a tenere il muso davanti. E vediamo. E vediamo se riesco, ma sono già stanco. Cioè, non va bene, non va bene. La Francia prova a mettersi all'esterno. Però andiamo, forse 3 punticini ce li pigliamo, forse. La Francia ci ha superato all'ultimo. Dai, l'obiettivo è cercare di stare davanti. Sempre davanti. Ci stanchiamo di più a chi se ne fotte. Stiamo davanti, Beppe. Vai, mancano solamente 2 volate. ...550 metri. C'è tensione ragazzi perché è l'ultimo giorno delle Olimpiadi. Oggi veramente ogni medaglia è pesantissima. Ok, stiamo recuperando.
Siamo vicini al final lap. Attenzione, la Polonia si invola subito. Non me l'aspettavo questa e mi hanno chiuso. Bruttissimo errore qua di veneziano. Mi hanno chiuso. Provo a buttarmi all'esterno, ma sarà durissima, sarà durissima. Ho sbagliato, la Polonia mi ha inchiappettato. Attenzione, la Francia punta un altro oro qua, seconda volta primi. Francesi devastanti. E non prendiamo niente purtroppo. Ultima volata, signori, ultima volata per questa corsa a punti maschile, femminile, scusate, perché si parte sempre con le donne, devono essere cavalieri. Si chiude con atletica, nuoto e ciclismo. La Francia è sicura oro però, teoricamente, se la Francia ha già l'oro in tasca. Complimenti a loro, la Francia, ragazzi, ha fatto un finale importante, Aspettiamo un attimo, io direi di non andare proprio subito. Sì, però non possiamo neanche dormire così. Ok, ci prova il Cume, ci prova l'Italia, vai Italia, vai Italia, vai Italia, prova l'ultimo scatto, prova il The Final Scat per cercare di prendere almeno una medaglia, vediamo se riusciamo a chiudere il Kazakistan, forse il secondo posto arriva, Tanto la Colombia si assicura probabilmente una medaglia, Noi non lo so. Noi è da vedere. Peccato, secondi comunque. Adesso vediamo, no, in realtà... Ah, forse l'ultima da più punti. Colombia, Francia, Italia. So, non aspettavo che Avira. Colombia, Francia, Italia. Vediamo. Colombia, Francia, Italia. Quindi arriva comunque la medaglia. Molto bene. E la Colombia strappa l'oro alla Francia. Francia, Italia. Molto bene. Andiamo avanti. Ok, mamma mia, pesantissimo, pesantissimo. Sono molto felice di questa medaglia, sinceramente. Corsa a punti. Vai. Avanti. Vai che andiamo. Qua puntiamo. Voglio l'oro, cazzo. Se abbiamo preso il bronzo vuol dire che l'oro è nelle nostre corde. L'oro è nelle nostre corde, raga. L'importante è che non prenda l'oro gli America, United States of America. Dopo il bordello del penultimo giorno. Medaglia a flotte, però gli Stati Uniti non ne hanno prese tante, hanno fallito in maniera scandalosa nell'heptathlon e decathlon, nei bonus di praticamente fine atletica. Chiudiamo chiaramente quei 100 metri, ma il clou delle Olimpiadi come indiane erano proprio l'heptathlon doppio e decathlon doppio. Forse siamo partiti un po' presto. Siamo partiti un po' presto, forse. Tanto l'Olanda sembra bella cazzuta oggi. L'Olanda sembra bella cazzuta. Ha mollato molto qua. Addirittura quarto, Viv. Vabbè, forse un punticino ce lo prendiamo, però già meglio della partenza di prima. Stati Uniti inesistenti. Sta fallendo anche la Great Britain. La Gran Bretagna sta fallendo. Dai ragazzi, recuperiamo.
Ma io ci credo, dobbiamo fare però almeno un secondo posto e un primo, se vogliamo puntare a loro. Dai, fioi, tutti insieme per un grande sogno. No, non troppo, non troppo, non troppo. Non troppo, grazie. L'Olanda ci prova, sì, siamo già stanchi però. No. No, non stiamo andando bene ragazzi, ve lo dico. Guarda, 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 qua mi chiudono ancora, niente da fare. Male, male, male a sto punto. Teniamo energie, sto sprint è impossibile. La Colombia scatenata. Colombia, Spagna e Australia. Sì. Colombia show ragazzi. Colombia show. Ma l'Italia non mi sta piacendo nella seconda, eh. In questa seconda prova non mi sta minimamente piacendo, se devo essere sincero. Ancora due sprint. Dobbiamo andare in recupero però. Dobbiamo andare in recupero. Cerchiamo di sprintare il più tardi possibile. Vai, proviamoci, proviamoci. Che cazzolina. Niente da fare, niente da fare. Qua abbiamo, non capisco se davvero la Spagna ancora. La Spagna sta facendo punti, eh. L'Espana sta portando punti, noi siamo quarti. La vedo dura andare neanche quarti. Il Viva si è preso Viviani un punto, niente da fare. Addirittura quinti. Ultimo sprint, ma la medaglia ce la sogniamo. Anche se siamo tutti vicini, no, in realtà forse con un miracolo, se gli altri falliscono, potremo ancora farcela, però la vedo alquanto bizzarra. Poi se si blocca così lo stronzo, guarda, 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 guarda. Non ho parole. Non ho veramente parole. Peccato, però intanto un bronzetto se lo siamo portati a casa. Per arrivare anche alle 100 medaglie totali. Proviamo ad anticipare, proviamo ad anticipare. Stavolta il Cume ci prova, prova ad anticipare tutti. Ma è già stanco il Cume. Purtroppo il Cume è stanco, prova a bloccare Spagnolo. Il danese mi sembra. Il Cume sta rallentando tutti ma GBR, ma va in culo. Proprio la Gran Bretagna si è svegliata adesso. Don not parol in un polacco sempre più polacchese. Allora, Torres, Walls, Hansen. Allora, vediamo. Allora. Vediamo Torres, Spagna, 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 Danimarca, bronzo, Walls, Gran Bretagna, quindi Spagna, Gran Bretagna, Danimarca. Segniamo. Spagna, GBR,
Danimarca. Ok. Bene, allora adesso abbiamo 200, vabbè. Allora, singolo, pista. 200 lanciati. Vai. Ok, possiamo partire tranquillamente pianissimo. E partiamo. Ok. Belli lenti, andiamo. E vediamo, ricordiamoci che dobbiamo fare i 200 lanciati, sono i 200 lanciati. 430 metri. Bisogna essere perfetti qua, eh. Dai, Cuba. Proviamoci. Ma che manca poco. Vai. Buttiamoci. Buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci. Vediamo se riusciamo a fare le cose giuste. Vediamo se abbiamo fatto un buon tempo, non lo so. Non è facile, assolutamente. Ah, perfetto. Zacaro, sarà Kazakistan. Eh, Grecia e Polonia. Kazakistan, Grecia, Polonia. Madonna, che nazioni. Kazakistan, Grecia che torna alla medaglia e Polonia. Ok, ancora. Bello però chiudere col ciclismo su pista, è bellissimo. Difficile, impestato però. Molto, molto duro. Vai. Queste Olimpiadi lunghissime, mamma mia, le ho cominciate a metà agosto. Finiamo in un mese, le ho finite. No, calma, calma. Comunque non so come fare perché mi sembra di aver fatto anche bene, sinceramente. Ma mi sono anche stancato di più, perfetto. Che polpaccioni però che ha il nostro atleta. Regalaci un sogno, regalaci un sogno. L'importante è che non prenda medaglie Stati Uniti, d'oro. Questa è l'unica cosa che conta. Non capisco cosa perché se la traiettoria è troppo interna, comunque non prende velocità. Parto dall'alto, mi butto in discesa, cioè io non capisco veramente. Vai, 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 vai. Otto, 9. E niente, sempre 11 qualcosa, non riesco a migliorarmi. Non so dove sbaglio, raga. Vediamo la classifica. Allora, GBR, Germania e nuova no, Australia, scusate.
Ok, GBR. Prendo un oro pesante. GBR. Germania. E abbiamo detto Australia. Ok. Bene, è andata anche questa. Adesso ci gustiamo sprint. Allora, singola, partita. No, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Sprint. Quindi non deve vincere over praticamente. Ah, qua è così, giustamente. È bello questo anche. Però sono difficili questi, oh. Auto. Contro l'Olanda, poi sì, ciao. Team NL. Comunque la Gran Bretagna si è presa l'oro, attenzione. La Gran Bretagna comunque vuole arrivare a podio nel medagliere. Non sarà facile. Purtroppo per loro è finito il canottaggio dove fanno 802 medaglie. Anche ciclismo su pista, però ciclismo su pista e canottaggio veramente per la Gran Bretagna è oro puro. Che cazzo. Ma dormo allora. Mi è partito via così, non ci ho capito un cazzo. Bello. Non ci ho capito una minchia. Silenzio, proprio silenzio pure. Vediamo chi porta a casa il risultato. Non over, ti prego. Scusate ragazzi, ho avuto un piccolo problema, ho dovuto rifarle perché ho sbagliato e comunque ha vinto praticamente ha vinto la Germania, la prima, le donne e l'Olanda, gli uomini, con medaglia d'argento di Francia e Germania nella seconda e Australia e Francia l'altra. Quindi vabbè, scusate, ma ho avuto un piccolo vaneggio perché non capivo come fare per fare i turni. Un casino praticamente, però ce l'avevo fatta. Che do coglioni. Il casino della sprint non la ricordavo sinceramente. Si chiude il ciclismo con lo scratch, che non mi ricordo cos'è. Non mi ricordo proprio come si fa. Si chiude con lo scratch. What? 20 giri? Oh my god. Scratch. Ah, no, proprio, qua, ragazzi, ci vediamo per gli ultimi giri. Raga, manca poco. Ci siamo, 3 giri. 3 laps. Vediamo se riusciamo a portare a casa l'oro. È importante. Anche se, ripeto, dopo nel nuoto... adesso nei 100 metri gli Stati Uniti può vincere. Però nel nuoto da puntarne all'8, sinceramente. Perché anche col gioco siamo su Tokyo con i misti, quindi... là può vincere veramente chiunque. Diciamo che aver ipotecato il primo posto nella penultima giornata è tanto, È tutto dalla nostra parte, onestamente. Però le Olimpiadi sono belle. Vediamo partendo adesso. Dai, dai, Italia, dai. Forse sono troppo stanco. Ok. Cerchiamo di recuperare qualcosa. E andiamo. Proviamoci.
È stanco. Il mio uomo è stanco. Attenzione, 50. Non ci credo. Forse ce la facciamo. Ed è oro, signori. Questo è un oro di una prelibatezza mostruosa. Hanno dormito tutti, li ho beffati. Hanno dormito tutti. E li ho beffati. Oro strepitoso. Mamma che oro. Mamma che oro sulla pista. Quanto godo. Libidine purissime, ragazzi. Libidine per Stewart. Quindi abbiamo GBR. No, scusate, Stewart. Cazzo è Stewart? Australia e Danimarca. E godo. Ah beh, questo è un oro di una pesantezza incredibile. Danimarca, un bel po' di medaglie comunque che Danimarca negli ultimi giorni. Boh. E si conclude il programma di ciclismo con lo scratch maschile. Ma quest'oro, ragazzi, entrerà di diritto nella storia. Il Cume però alla fine dà sempre quel qualcosa in più. C'è poco da fare. Questo è il Cume. This is Cume. Il Cume ha regalato la prestazione della Vaita. La prestazione della Vaita. Beh ragazzi, ci siamo. Ci siamo. C'è un altro oro, vorrebbe dire vittoria del medagliere, non dico certa, ma ipotechiamo di brutto. Ho voglia di ipotecare, ragazzi. È chiaro che, ripeto, il nuoto è un terno all'otto. Non stanchiamoci troppo, mancano Ciolaps. 17 secondi. Non si sono minimi secondi. 10 metri abbiamo di vantaggio. Ci stiamo giocando tanto. Forse tutto. 2 giri alla fine. Attenzione. Attaccano a tutti adesso. Anche USA prova quarta. USA. Siamo in tanti stavolta, Stavolta siamo in tanti. Veneziano prova a chiudere, ma stavolta non sembra possibile la vittoria. Attenzione, oh, non ci credo. No, no, terzo posto, ma vanifichiamo così l'oro vinto. Vince proprio gli Stati Uniti, incredibile. Stati Uniti, Kazakistan, Italia. Questo non è un bel segno, sinceramente non pensavo. USA. Kazakistan. Italia. Don't not. Parole. Vabbè ragazzi, ci vediamo, andiamo con i misti del nuoto. Beh ragazzi, abbiamo i 200, i 400 e i 4% misti. Chiaramente tutti si svolgeranno sui 200, però sono le ultime 6 medaglie del nuoto. Ho visto i controlli, la vedo duretta, signori, Siamo già direttamente alle finali, Ai blocchi di partenza. Dai. Ah ok, adesso ho capito. Prima virata. Ottimo. Dorso. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Ci provo, è dura però, Seconda virata. Ho già a pezzi. Siamo già a pezzi, raga, Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Mamma mia, impestatissimo, ragazzi. Ultima virata. Non ce la fa più. Vabbè, è impossibile. Ma è impossibile, raga. Impossible. Stile libero. Rallentamento. Va bene. Sono partito un po' troppo forte, ragazzi. Ultimi 25 metri.
Mamma mia, impestatissimo. Nuovo record. Bello. Molto bene. Almeno non c'è il team USA. Corea, Gran Bretagna, Cina, ragazzi. Corea, Gran Bretagna, Cina. Adesso vediamo perché li ho messi insieme. Se ci sono le stesse nazioni, ovviamente faccio un'altra. Controlliamo, controlliamo. Bello. Beh, figure del merda. Tanto la Corea si prende un oro, la Corea ha preso praticamente solo ori. Controlliamo se sono sempre gli stessi, se cambiano. Secondo round. Mamma mia. Ah no, cambiano. Va bene, ora sì, si può fare, si può fare, si può fare. Vai. Dopo devo provare, fate tre, dopo devo farne altre tre. Dai, però è difficilissimo, ragazzi. Impestatissimo. Veramente una cosa impossibile ai misti, eh. Ai blocchi di partenza. Bella partenza. Farfalla. Pianino, Siamo ai 25 metri. pianino. Prima virata. Bene. Sì, ma che sbordo, come cazzo fa sta gente ad andare così forte, dai. 12. Sembra stia conservando l'energia. Sì, ma, cioè, boh, non capisco. Seconda virata. Cioè, non mi sto stancando, ma ero troppo lento, però se vado veloce mi stanco, bello. Molto good, molto good. Sembra stia conservando l'energia. Ultima virata. Sono un po' indietro, impossibile, raga, impossibile. Qua non farò mai medaglie, meno male che non c'è Stati Uniti neanche stavolta. Stile libero. Non siamo ai 175 Ecco. metri. E appena è stanco muore, dai. Rallentamento. È morto, è morto. Non ce la fa più. Bello. Impossibile questo, eh. Questo è proprio impossibile, ragazzi. Ungheria, Corea, Honduras. Grande Corea. Beh, Ungheria comunque è forte nel nuoto, eh. E Honduras, bronzo. Si sta finendo in maniera atroce, ragazzi, vi chiedo scusa, ma non so veramente come cazzo fare. È proprio brutto sto gioco, fatto male. Fatto proprio male. Speriamo Round finale. di non avere USA. Non c'è, non c'è. Che bello. Ai blocchi di partenza. Farfalla. Sta accelerando all'improvviso. Sì, ma sono primo, ma sto già morendo, però. Prima virata. Sì, siamo primi, che bello, ancora per poco. Dorso. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine. Eh no. Seconda virata. Bene. Nuovo record. Honduras. Honduras, Giappone. Ah no, ma il Giappone sarebbe secondo. Quindi il Giappone vince con l'Honduras per il bonus. Giappone, Honduras è scatenato nel nuoto. E Corea. Bene, adesso selezioniamo altre tre. Però, boh. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Ok.
Quindi siamo in difficoltà estrema, ovviamente. Però veramente impossibile. Certo che teoricamente sì, salvo sorprese, abbiamo veramente il medagliere in pugno, ragazzi. Non voglio dire, forse so qual è la differenza a memoria, lo sapete anche voi, forse se vi ricordate. Stati Uniti non c'è, ragazzi. Stati Uniti non c'è. Take your marks. Ai blocchi di partenza. Brutta partenza. Farfalla. Siamo ai 25 metri. Dai, proviamoci, proviamoci. Prima virata. Proviamoci, ragazzi, proviamoci. Dorso. Il Giappone vuole chiudere alla grande sto medagliere, eh? Siamo ai 75 metri. Seconda virata. Bene, ottavi, sia bene, non so. Che bello essere ottavi. No, questa è andata male, ragazzi. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Ma che ritmo che faccio schifo. Ultima virata. Perfetto, direi un cume meravigliao. Stile libero. Siamo ai 175 metri. Non ce la fa più. Ma bah, madonna, che nervi sta disciplina. Rallentamento. Bello, ma non è normale, cazzo. Non puoi fare un gioco così, dai. Non ce la fa più. Traguardo. Ok, qua abbiamo... Ho ancora oro Giappone per via del bonus. Svizzerotti. Complimenti alla Svizzera. E Gran Bretagna. Ok. Il Giappone vuole il terzo posto nelle medagliere, però la Cina, ragazzi. La Cina è sempre la Cina. Ok, altre due. E poi si chiude con i... Si chiude poi. Si chiude con... Cazzo si chiude? Ah sì, con i 400 stile libero uomini e donne e i 100 metri. Mamma mia, 100 metri non vedo l'ora. In realtà i 400 che si giocano a Londra sono pericolosi, eh. Secondo round. Se gli Stati Uniti non fanno un oro qua, non sono due possibilità, so cazzi. So cazzi importanti. Ai blocchi di partenza. No, ma no. Mamma mia, che disastro. Siamo ai 25 metri. Prima virata. Bene. Che bello. Dorso. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Seconda virata. Io vorrei capire come fanno. Mi piacerebbe tanto capirlo. Siamo ai 125 metri. Ultima virata. Bene, dai, ma fortuna che ne manca solo una perché è uno stress inaudito. Guardalo, guardalo, che bello. Un ultimo sforzo per arrivare al traguardo. Finisce proprio male. Altro oro pesante. Gran Bretagna, Corea, Australia.
Corea ha fatto un merdone nell'ultimo giorno. 1 ore 3 argenti. Boh, ultima per chiudere. 4% misto. Abbiamo fatto 200 uomini donne, 400 uomini donne, 4% uomini donne. Round finale. USA non c'è neanche qua. Ci giochiamo tutto nelle ultime 2 discipline. Ai blocchi di partenza. Farfalla. Una partenza equilibrata. Prima virata. Ma ti muovi, madonna. E vabbè, ciao. Ciao. Ma guarda che lento. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Seconda virata. Ottimo. 14 lunghissimi secondi. Riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine? Ultima virata. Ottimo. Stile libero. Siamo ai 175 metri. Che bello. Rallentamento. Ancora Giappone comunque. E ancora Ungheria. Giappone ha preso 3 ore all'ultima giornata. E Svizzera 8. Buono raga, adesso andiamo con le ultime 2 discipline. 400 stile libero e 100 metri. E vi aggiorno di cosa manca, perché devo dirvelo le ultime. Vai ragazzi, siamo con i 400 stile libero che si giocano ovviamente sui 100. Ragazzi, la situazione è questa: 40 Italia, 37 USA. A parità di medaglie vincono loro. Se fanno 3 ore in più di noi hanno vinto. È incredibile, bastava non prendere quello nel ciclismo, invece l'hanno preso, purtroppo non mi ricordo più, però qua sono forti gli americani, però c'è anche l'Australia che può aiutarmi. Ricordiamoci. Ok. Vabbè, solito. Ok, dai, solito. Solito. Io capito, dai. Dai. Si va ragazzi, si va, tensione alle stelle. Ultimi 4 ore di Tokyo 2020. Dai Cube, proviamoci. Con un oro sarebbe No, zio, che... Zio. Australia in vantaggio, dai Australia. Mamma mia, Olimpiadi al cardiopalmo. Per guardare chi ha vinto, vabbè. Porca puttana. USA, Australia, Cina. Comunque il Giappone ha consolidato il terzo posto, Raga. 40 Italia, 38 USA.
Perdere le ultime 4 specialità sarebbe da piangere. È che non sono specialità dove sono favorito, quello è il problema. Vai, 400 uomini. Concentrazione massimale. No, no. Calma, calma, attenzione l'Italia. Attenzione l'Italia. Non ci credo. Non ci credo alla vittoria del medagliere. Adesso si soffre. L'Australia addirittura fuori. Stavo completando il miracolo. Era quasi fatta. Corea, bronzo. E adesso ragazzi andiamo ai 100 metri. La regina di tutte le discipline. 100 femminili e 100 maschili. Una medaglia di differenza. Basta una medaglia in più d'oro di noi. E ha vinto USA. Relax, Cuba. Relax. Ti prego, Giamaica. Ti prego, Giamaica. Ti prego, Giamaica. Ti prego, Giamaica. Controlliamo per sicurezza. Controllo tutto ormai. Vabbè, lo so. Dai. Mamma mia, che tensione. Silenzio. Ti prego, Giamaica. Non ce la faccio, io non ce la faccio. Vai, Giamaica, ti prego. La Giamaica ha vinto. Noi quinti. Giamaica usa Francia. Ragazzi, chiudiamo le Olimpiadi. Chiudiamo le Olimpiadi con i 100 maschili. O vinciamo, se non vinciamo devo sperare ancora nella Giamaica, altrimenti è vittoria del medagliere per gli United States of America. Vai. This stadium really is state of the art. 80,000 in capacity and beautiful on the eye. Dai, chiudiamo con una medaglia, chiudiamo con una medaglia. La Giamaica sembra davanti. La Giamaica ha vinto, teoricamente è nostro, ma voglio fare tutti gli ultimi conteggi. 100 metri che purtroppo non siamo fortissimi, quarti. Vai. Giamaica, USA, Cina. Ragazzi, si chiude con le Olimpiadi. Vediamo se è fatta. Non so, dovrebbe essere lì comunque. Se ho vinto di una medaglia. Ragazzi, ecco il medagliere più bello del mondo. Vinciamo per una medaglia. Primo posto Italia con 40 ori, 28 argenti, 35 bronzi, 103 totali. USA seconda con 39 ori, 39 argenti, 14 bronzi, 92 totali, quindi anche nei totali vinciamo. E terza la squadra di casa, il Giappone, con 27 ori, 7 argenti e 15 bronzi, 49 in totale.
Poi abbiamo una Cina quarta, con 64 comunque totali, di cui 23 argenti. C'è la Cina, ha rischiato veramente grosso, poteva anche venire con noi a giocarsi il medagliere, solo che ha avuto la sfiga di incappare in tanti argenti che hanno tolto degli ori. Poi quinta Gran Bretagna, Russia chiude sesta, alla fine ha recuperato tutto nel penultimo giorno praticamente, Australia settima, ottava Francia, insieme alla Giamaica, quindi bellissimo piazzamento, e decima l'Olanda. Quindi nelle prime 10 sta fuori diciamo tra le potenze la Germania, ecco, solo la Germania per un oro alla fine, però è quello che conta, insomma. Poi abbiamo appunto Germania undicesima, Norvegia dodicesima, grandissimo risultato, Corea tredicesima, Svizzera quattordicesima, 15 Finlandia, 16 Portogallo, 17 Spagna, un po' deludente, però 15 totali, vabbè, non male. Grecia diciottesima, Kazakistan diciannovesimo, non male, Brasile ventesimo, Kenya ventunesimo, Ungheria ventiduesima, ecco, tutto alla fine, Bulgaria 23, Canada 24, Sudafrica 25, Ucraina 26, Danimarca 27 ma con 10 totali, Etiopia 28, Belgio 29, Messico 29, Austria 29, queste tutte le 29esimo, tutte uguali praticamente, Croazia 32, Colombia 33, Bahamas 33, Trinidad e Tobago 35, Argentina 36esima, Repubblica Ceca 37esima, Honduras 37, Malesia, Camerun, Slovenia, Nigeria, Indonesia 39, 44 Turchia, 45 Polonia, Irlanda 46, 47 Romania, 48 Svezia, 49 Nuova Zelanda, 50 Egitto, Cuba, Paraguay, Gambia, e chiudono fanalini di coda con un... scusate, no, Costa d'Avorio e Uruguay penultima, praticamente chiudono con un bronzo Lettonia, Marocco, Angola, Slovacchia, Costa Rica, Algeria e Thailandia al 56esimo posto. Da notare le 8 totali di Nuova Zelanda, le 9 di Svezia con 8 bronzi addirittura, e diciamo Danimarca abbiamo detto, 10 totali non male, Grecia 10 totali, Spagna tanti totali ma pochi ori, e niente ragazzi, finisce l'Olimpiade incredibile che è durata praticamente un mese, e vinciamo per una medaglia. Olimpiadi incredibili, adesso ci vediamo chiaramente con le Olimpiadi invernali di Pechino, che ho già il calendario pronto. Ecco, scusate ragazzi, volevo spiegare che penso che a dicembre farò proprio le Olimpiadi di Pechino appena fatte, proprio per andare anche con le Olimpiadi invernali, che c'era tanta roba, biathlon, bob, slittino, curling, skeleton, halfpipe, e sci di fondo, di tutto, insomma, ci sarà di tutto, e quindi faremo Pechino 22, così da, come si dice, fare anche diciamo, l'invernale che ci siamo persi, e poi chiaramente aspettare Cortina. Raga, niente, è stato veramente meraviglioso, lo ripeto, grazie per questa bellissima serie che mi avete fatto portare, e niente, siamo campioni del medagliere di Tokyo 2020 per una sola medaglia, pazzesco. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!